Questa mostra fa parte di un progetto più ampio della provincia di Mantova, del sistema museale della provincia di Mantova, che si chiama Incursioni. È un progetto che vede coinvolti molti musei della provincia, nei quali avvengono incursioni scientifiche. Qui abbiamo voluto un po' ribaltare il piano. È un museo con, chiamiamolo museo, una mostra con apparati d'epoca, nelle quali entrano in qualche modo a fare incursioni anche stimoli dagli altri musei della provincia. Una delle prerogative che vorremmo avesse questa mostra è proporre ai mantovani, ma ai ricercatori in genere, l'importanza del recupero di questi strumenti, che ora sono allocati al Liceo Virgilio di Mantova, ma che potrebbero essere una risorsa per il futuro della città, per cercare anche di capire come sono arrivati al liceo questi strumenti. Insomma, è un percorso che più che dare delle risposte vuole suscitare degli interrogativi e delle curiosità. È una mostra di strumenti scientifici, unici in qualche caso, che vengono sottoposti all'attenzione soprattutto delle scolaresche, degli studenti, che hanno l'opportunità attraverso questa mostra di sperimentare, di conoscere come la scienza abbia una storia anche. E poi il fatto che il sapere scientifico è comunque nel contesto, all'interno del contesto della cultura, di una visione più complessiva. Il fatto che sia la Casa del Mantegna, questa esposizione, ha un significato. In epoca umanistica non c'era distinzione, scissione fra ambito umanistico e ambito scientifico, era il sapere, era la cultura dell'uomo, l'espressione dell'uomo che era un unicum. L'idea è che i nostri oggetti parlino ai giovani, permettano di porsi delle domande, di sollecitare quello spirito critico che noi vogliamo che sia la competenza fondamentale dei nostri giovani. Credo che sia qualcosa di molto particolare, interessante e importante anche come messaggio proprio culturale.